Entro giugno lo studio di fattibilità per hub terre a Porto Marghera. Nei prossimi giorni l'arrivo dei tecnici dell'Unione Europea. Così il ministro delle imprese Adolfo Urso in visita a Porto Marghera. Un sito pilota di deposito di materie prime critiche, terre rare, minerali preziosi, che possa servire le imprese europee in caso di shock di approvvigionamento, come purtroppo si sta verificando spesso in questi anni. Nei prossimi giorni il mio staff e quello degli altri dicasteri si confronterà in modo continuativo con le autorità locali, la regione, il comune e tanto più l'autorità portuale. Le parole del ministro Urso in merito all'urgenza di un deposito di approvvigionamento di terre rare e minerali preziosi seguono quanto detto nel corso dell'ultimo vertice del G7 sulle materie prime critiche. Sin dalla pandemia e anche purtroppo nell'ultimo conflitto in Golfo Persico assistiamo a questa necessità che è diventata una assoluta urgenza per la nostra Europa. L'Italia, che coordina il gruppo di lavoro europeo sugli aspetti logistici e organizzativi del progetto, ha dato la propria disponibilità a ospitare il primo centro europeo di stoccaggio strategico delle materie prime. In questo quadro, il sistema portuale di Venezia è stato individuato come uno dei principali nodi logistici nazionali, insieme agli scali di Trieste e Ravenna. A Porto Marghera è già partita, insieme a Eni, la ricerca delle aree più adatte a ospitare il sito pilota, che tra l'altro è stato individuato come uno dei soggetti che a livello internazionale opererà su questo settore, e tra l'altro la prossima settimana, con data ancora da definirsi, ci sarà la visita della Commissione europea.